Forza Italia torna ad avere una presenza nel cuore di Treviso. Il partito ha inaugurato la sua nuova sede sotto il Palazzo del Podestà in Piazza dei Signori, un punto di riferimento in vista delle prossime elezioni comunali, ma anche per un'attività a più lungo termine, come ricorda Andrea De Checchi. Abbiamo scelto appositamente con i parlamentari neoeletti, con la segreteria provinciale, con il coordinamento regionale, proprio di avere una sede in centro a Treviso, nel centro, nel cuore di Treviso, proprio per affermare la nostra vicinanza alla città e a tutti i suoi quartieri. È stata proprio una scelta quella di aver scelto la città di Treviso tra tutte le possibilità provinciali di venire qui proprio per testimoniare che da questa sede, da Treviso, parte tutta la nostra campagna elettorale che inizia con i comuni di quest'anno ma poi arriverà anche alle amministrative dell'anno 21, proprio per testimoniare la vicinanza di Forza Italia al proprio territorio. Il coordinatore provinciale degli Azzurri, Fabio Chies, rivendica il ruolo centrale di Forza Italia nella coalizione di centrodestra. Tutta la gente che oggi c'è qui dimostra proprio il contrario, dimostra come ci sia bisogno di Forza Italia e in particolare nel capoluogo dove hanno ben lavorato tutti, abbiamo una grande squadra, abbiamo un grande leader che è Andrea De Checchi, ma soprattutto abbiamo tantissima gente che vuole correre per una Treviso diversa e per una Treviso che veramente speriamo che chiuda il 10 giugno, altrimenti per il 24 poche ferie per tutti ma tanto impegno. Al centro del programma la sicurezza, lo ribadisce Davide Accampora, consigliere comunale da poco passato proprio a Forza Italia. La cosa più importante sulla quale noi punteremo sarà sicuramente la sicurezza. Tutti i vigili in strada, il comandante deve avere per noi un ruolo solo a tempo pieno, quindi questa sarà una condizione sine qua non. Decoro urbano, attenzione per il sociale e tanti ragazzi, tanti candidati della nostra lista provengono proprio da questo mondo e quindi anche membri dell'associazionismo.